Buongiorno a tutti innanzitutto. Per ancora un minuto. Boh, mi sembra fra l'altro ci siate tutti, no? Manca forse... Ah boh, allora dai, iniziamo, quindi un saluto a tutti e direi di iniziare una bella notizia. Eccola qui. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto quasi 50.000 vaccini, 48.492. È sicuramente un primato anche a livello nazionale, rapportato alla popolazione ovviamente. E ho sentito 2 o 3 volte ieri sera il generale Figliuolo via messaggio, perché poi gli ho dato anche gli aggiornamenti e siamo partiti da 45, alla fine abbiamo chiuso. Stamattina alle 6 gli ho dato l'ultimo aggiornamento che, insomma, è un bel risultato, quindi perché vi do questo risultato? Perché voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno messo l'anima per arrivare a questo risultato. E quindi grazie veramente di cuore a tutti quelli che hanno vaccinato o stanno vaccinando, ed è l'occasione per ricordare che la vaccinazione è comunque la via d'uscita per noi, no? Lo vediamo. Peraltro c'è anche da dire una cosa, ne parlavo anche con autorevoli esponenti del mondo scientifico e a livello nazionale, si dice, pensate che Israele non ha più mortalità, cioè la mortalità che c'era, e quindi la vaccinazione ci porta a una situazione, diciamo, di assoluta tranquillità, però bisogna che ci arriviamo velocemente. Quindi se continuiamo di questo passo, e ormai la macchina è a regime, diciamo che il risultato viene e arriverà. Guardate, noi adesso viaggiamo sempre sopra i 40.000 se ce la facciamo tutti i giorni, che vuol dire che arriveremo presto quindi ad aggredire nuove classi di età. Allora, i test eccoli qua. Test rapidi sono 4.339.455, tamponi molecolari sono 5.100.645. Il totale è 9.341.100 e stiamo andando verso diciamo i 10 milioni di vaccini. Positivi ultime 24 ore sono 788. I 788 sono sostanzialmente il 2,13 su 36.957 tamponi effettuati. Il numero dei positivi dall'inizio della crisi sono 411.899. I positivi di oggi sono 21.892. Quindi vedete che c'è un calo dei positivi presenti in isolamento. I ricoverati totali sono 1.473, meno 5. 1.473 che sono così suddivisi, sono 1.282 sono i ricoverati in area non critica e meno 12 in terapia intensiva, quindi siamo a 191, siamo scesi sotto i 200 anche in terapia intensiva. Questo è un altro buon dato. Le terapie intensive fondamentalmente 191 più 2,71 fa 4,62. Totale dei morti 11.330, sono più 14. 20.473 sono i dimessi dall'inizio. Allora, rispetto alle considerazioni da farsi sono queste. Noi abbiamo intanto una campagna vaccinale che sta andando avanti alla grande e questo ve l'ho detto fin dall'inizio con questi 48.492 vaccini. E faccio ancora appello e vi ringrazio per l'ottimo lavoro fatto in questi 2 giorni, li fate anche gli altri giorni, ma per i vaccini vi ho chiesto l'aiuto e ve lo richiedo. Appello a tutti i cittadini che hanno più di 60 anni di prenotarsi. Devo dire che ieri, dopo gli annunci, abbiamo avuto molte prenotazioni. È bene che ci siano ancora, diciamo, questi appelli, perché questo mi permette di dire che già da domani ci sono ancora dei posti liberi, pochi,
e dopodiché avremo ovviamente domenica e poi ancora lunedì. Considerate che come arrivo dei vaccini, noi abbiamo il dato, me l'ero segnato, forse ho perso, e comunque arrivano domani 150.000 AstraZeneca, che si aggiungono ai 222.000 vaccini che abbiamo già in casa da stamattina, e a questi si aggiungono le forniture di Moderna 20.000, e poi ecco, Moderna resta costante per tutto maggio a 29.000 a settimana. Sì. E 14.000 di Johnson Johnson. E ecco, vorrei dirvi che Pfizer invece aumenta, Pfizer passa dai 150.000 ai 225.000 a settimana. Quindi abbiamo una garanzia di stabilità sulle forniture fondamentalmente di Pfizer e Moderna, che vuol dire 220.000 più altri 29.000 di Moderna. Fondamentalmente abbiamo circa 250.000 vaccini a settimana, diciamo, degli RNA messaggero, poi ai quali si aggiungono Johnson Johnson e AstraZeneca. Ecco, il grande punto di domanda è su AstraZeneca, perché ad oggi noi non abbiamo certezza di forniture, diciamo, confermate per il futuro. Detto, però domani, da oggi scusate, abbiamo i 150.000 di AstraZeneca in arrivo, e questo ci permette di darvi questa contabilità. Quindi, per ricapitolare, 222.000 ce li avevamo di base stamattina, a questi ci aggiungete gli AstraZeneca che sono 150.000 e sì, extra, e poi abbiamo in arrivo i 20.000 di Moderna e i 14.000 di Johnson Johnson. Chiusa la settimana praticamente. Insomma, di vaccini adesso ce n'è un po' di più. Si sta vaccinando, apriremo ancora centri vaccinali, insomma, cercando di essere d'aiuto ai cittadini che vogliono vaccinarsi. Ricordo che il vaccino è volontario, non è obbligatorio. Dall'altro ringrazio anche i farmacisti che hanno chiuso l'accordo con le farmacie, che hanno chiuso l'accordo con la regione. Ringrazio i medici di base che stanno facendo un grande lavoro per tutti coloro che sono allettati a domicilio, quindi rispetto a quei pazienti. Devo anche dire che un fattore limitante sarà quello dell'utilizzo dei vaccini, cioè mi spiego. Noi abbiamo dei vaccini che hanno difficoltà di conservazione, e questa difficoltà di conservazione sono quelli, diciamo, surgelati, e questi capite che nella distribuzione, diciamo, normale, che sono le farmacie o altro, diventano difficoltosi, non avendo noi autorizzati sotto i 60 anni i vaccini, diciamo, più fruibili come Johnson Johnson, che, diciamo, non è che non è autorizzato, diciamo, si dà come indicazione di utilizzarlo sopra i 60 anni, piuttosto che AstraZeneca, insomma, qualche problema ce l'abbiamo. Però direi in generale si va avanti, la campagna sta andando avanti bene, e questo ci fa ben sperare, insomma, se riuscissimo a accelerare ancora di più. Guardate, comunque io vi dico una cosa che scientificamente ad oggi è dimostrata: messi in sicurezza gli over 60, cioè coloro che hanno più di 60 anni, diciamo, in linea di principio abbiamo fatto gran parte del lavoro della messa in sicurezza della comunità. I giovani sono anche loro esposti ovviamente all'infezione, però hanno dei risvolti clinici e quindi delle necessità di assistenze sanitarie che sono di gran lunga, diciamo, meno importanti di quello che può accadere in un adulto. Adulto dico un cinquantenne, un over 60, o peggio ancora un settantenne o un ottantenne. E basta, non aggiungerei altro. Poi ci sarà l'assessore che vi dà un aggiornamento sia sul tema dei medici di famiglia, della buona vaccinazione che stanno facendo, e poi anche rispetto ai contagi nelle scuole. Prego. Chi è che si prenota? Pitarello. E ci vuole un microfono. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Una domanda sui lavoratori del turismo, se ci sono dei passi avanti per la vaccinazione del settore, vista appunto anche l'aumento, diciamo, dei vaccini. Ma c'è una, Pitarello, c'è una prospettiva, però qual è il problema? Il problema del turismo, che poi è il problema parallelamente delle aziende, se volete un po' anche delle farmacie, è il tema del fatto che quando noi parliamo di turismo, parliamo degli operatori del turismo, fondamentalmente ci rendiamo conto che
gran parte di chi deve essere vaccinato in età lavorativa, no? Al di là del gestore che magari può essere una persona anziana, ma i lavoratori sono tutti che hanno sostanzialmente, gran parte hanno meno di 60 anni. E quindi oggi la norma prevede che si utilizzino Pfizer e Moderna. Quindi capite che anche lì c'è il problema della gestione. Io immagino, stamattina ne parlavamo con l'assessore in riunione, che anzi la questione l'ha posta all'assessore, che la vera soluzione sia quella che si creino degli hub vaccinali dedicati dove la gestione del vaccino diventi semplice, perché pensare, come pensavamo all'inizio, di poter dire 2 alberghi si mettono assieme e fanno le loro 50 vaccinazioni, magari si potesse, ma dovremmo poter utilizzare ad esempio Johnson & Johnson, ma ad oggi l'indicazione non c'è in età, diciamo, lavorativa, sotto i 60 anni. E questo è un fattore limitante non da poco, però anche questo sarà un problema che risolveremo. Altre domande? No. Di Gennaro, poi Guidone, Salmaso. Prego. Buongiorno Presidente, vado subito un attimo fuori tema, visto che volevo parlare di una cosa di attualità, visto che qua fuori abbiamo un gruppo di studenti che evidentemente stanno cercando di farsi sentire e parlano dei problemi della scuola, dei problemi dei trasporti, del problema del fatto che ancora non è possibile fare il 100% della scuola in presenza. Volevo capire se ha un commento su questo. Io penso che la manifestazione sia sacrosanta, sia sale della democrazia, figuriamoci. Abbiamo assolutamente ospitato e assolutamente, come si dice, direi anche visto moltissime manifestazioni in questi mesi, perché vorrei ricordare che i ragazzi sono oggi presenti, ma abbiamo avuto lavoratori, persone licenziate senza lavoro, commercianti che hanno le loro attività chiuse. La scuola è uno dei temi importanti di questa pandemia e vorrei ricordare che il virus non l'abbiamo portato noi da qualche viaggio alle Maldive, cioè ci è arrivato addosso e quindi dico che sui trasporti anche stamattina abbiamo fatto un incontro con la vicepresidente De Berti, ci dice che questa settimana c'è stata la fruibilità. Voi sapete che per accordo nazionale è stato fissato il 70% della didattica in presenza, e tutti i temi peraltro della scuola sono temi assolutamente affrontabili, come i temi che pongono molti ragazzi come questi ragazzi di oggi, ma ricordo che la scuola è una realtà gestita in toto dal governo, cioè noi dobbiamo far fronte col tavolo regionale al tema dei trasporti e dopodiché è ovvio che siamo sempre a disposizione, abbiamo le scuole sentinella, facciamo i tamponi con l'Università di Padova, insomma cerchiamo di fare un'amministrazione del possibile, perché io come si dice, di certo non mi estraneo dal fatto che ci siano delle persone che manifestano, tanto è vero che ieri addirittura abbiamo dato anche disponibilità di organizzare a loro un incontro con gli assessori competenti, quindi con l'assessore Lanzarin, con l'assessore Donazzan e con l'assessore e con la vicepresidente De Berti, ma è stato detto che non era necessario, quindi basta, chiuso, andiamo avanti. Guidone. Sì, buongiorno Presidente. Le giro delle domande che vengono poste da molti over 60. Intanto le chiedo quando pensate realisticamente di completare la fascia dai 60 ai 60. Realisticamente io penso che se si va di questo passo, considerando che c'è sempre un terzo delle vaccinazioni quotidiane più o meno che sono seconde dosi, quindi non le possiamo considerare nuove vaccinazioni. Oggi noi siamo con gli over 60, 60-69, siamo al 20% di copertura, prima dose. Io penso che realisticamente se tiriamo come stiamo tirando adesso, a 10 maggio, massimo 15 maggio l'abbiamo chiusa anche questa. Però vedo che i cittadini si stanno mettendo d'impegno, perché come dico sempre io, scusate se lo ripeto, se avete deciso di vaccinarvi, entrate nel portale, andate in farmacia per prenotarvi, chiedete a qualcuno che vi dia una mano, ma fatelo nel periodo più breve possibile perché ci permettete di partire da un'altra fascia di età. Avete sentore che ci sarà un'adesione almeno, diciamo, equiparabile a quella degli over 70? Ma gli over 70 non stanno andando male, perché ormai ci avviciniamo a un 70% di vaccinazione con una proiezione di un 75%. È ovvio, come in tutte le cose, no? Quando vai a scuola, no? C'è chi fa i compiti a giugno, i compiti
per le vacanze, no? E chi invece li faceva a settembre, il giorno prima di andare a scuola, della riapertura. E sul vaccino c'è indole umana, c'è chi lo vuole fare subito, chi dice ma aspetta un attimo, chi dai se organizziamo la prossima settimana, però l'appello che faccio io, entrate, prenotatevi subito, la prima data utile, ci aiutate a essere più efficienti e a vaccinare altre persone. Ecco, un'ultima cosa, Prego. alla luce appunto dei dati che ha appena fornito circa la disponibilità soprattutto di Moderna e di Pfizer, e dei problemi invece che ci sono stati di varia natura sia con AstraZeneca che con Johnson & Johnson. Molti sessantenni si chiedono se saranno vaccinati appunto anche loro con Pfizer e con Moderna oppure se con AstraZeneca o Johnson & Johnson. Beh, sopra i 60 anni sono utilizzabili tutti i vaccini, quindi Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Decide il medico che fa l'anamnesi quale sarà il vaccino. Non lo sceglie il cittadino perché poi la responsabilità è del medico, non del cittadino. Rispetto all'anamnesi, perché la firma, cioè voglio ricordare che resta una scheda firmata, cioè se il medico decide un vaccino ha valide motivazioni per decidere che vaccino far somministrare. Ovviamente sì, però non è che se abbiamo in casa solo AstraZeneca e uno non è titolato per fare AstraZeneca, glielo fanno. Gli diranno di tornare se sono finiti, no? Gli altri. Ma non sarà così perché insomma adesso abbiamo, come si può dire, abbiamo un portafoglio, un menù di vaccini che ci permette di affrontare le anamnesi. Bene. E quindi se una persona decidesse di rifiutare, poniamo l'AstraZeneca, vale sempre la regola che finisce in coda? No, finisce che non lo fa, perché lui è nella prescrizione a AstraZeneca. Cioè non è che uno dice, vabbè, allora, ritenta e sarai più fortunato. Cosa c'era scritto una volta, no? Nelle chewing gum, dov'è che era scritto? Ritenta, nelle chewing gum, Brooklyn. Ritenta, sarai più fortunato. Non funziona così, perché ti ritrovi sempre AstraZeneca. No, se è così noi non vacciniamo più nessuno. Cioè, pensate solo al fatto che a quel punto vuol dire che una persona si sceglie il vaccino. Non è possibile da un punto di vista scientifico. Grazie. Vorrei ripetere che a casa mia, che avevano titolo per vaccinarsi, hanno fatto tutti AstraZeneca. Cioè, che qualcuno non gli venga dubbi. Grazie. Dopo Guidone abbiamo Salmaso e poi Vanzan e poi Zambon. Ci hanno fatto tutti, deciso dal medico dell'anamnesi, non so neanche chi sia. L'anamnesi è molto veloce, è istantanea, Presidente, per cui probabilmente la gente vorrebbe tutta Pfizer partendo dal presupposto che forse la copertura di Pfizer è considerata superiore ad AstraZeneca. Guardi, io ieri mi sono fatto AstraZeneca, quindi nulla da dire, sia ben chiaro. E come ti senti? Fortissimo come un leone, appunto per fare un paio di domande, per alzare un po' il tono di questa discussione. Allora, Presidente... C'è solo un problema, prende il 5G adesso, ma comunque... Bisogna coprire le voci dei ragazzi. Ma a parte gli scherzi, lei giustamente, sempre con grande orgoglio, dice che il Veneto è il primo in Italia per i vaccini. Sì. Ecco, io mi sono permesso ieri, non so da dove arrivino queste statistiche che lei cita, che sono indubbiamente interessanti, però a guardare il dato che compare sul Ministero della Salute, i numeri sono un po' diversi. In testa sì, purtroppo sì, ma non è, questo sia ben chiaro, senza nulla togliere a livello di efficienza della macchina sanitaria veneta e alla qualità organizzativa di chi nel giro di 2 o 3 ore riesce a smistare migliaia di persone. Ecco, detto questo, in testa c'è la Liguria che ha il 91% di dosi somministrate rispetto alle ricevute, seguita da Molise e dall'Umbria con il 90%. Certo, sono piccole regioni per cui il confronto loro fanno anche presto ad arrivare a determinati. C'è poi un altro dato che è quello del numero di vaccinati in rapporto alla popolazione residente. E ancora qui c'è la Liguria che è in testa con il 38% e il Veneto che è al 32%. Ma io sono convinto che ci saranno i risultati definitivi ancora migliori. Detto questo, mi è parso che Pfizer abbia messo a punto il vaccino anche per i ragazzi dai 12 ai 15 anni. Lei aspetta notizie dal Ministero della Salute? Cioè, quando sarà autorizzato farà parte della proposta sanitaria anche penso in tutta Italia, e quindi anche noi, e chi lo vorrà fare lo fa. Ma questo comporterà una revisione del programma oppure no?
No, cioè, no, perché lo facciamo in base a delle indicazioni di natura ovviamente autorizzativa, cioè se l'autorizzazione dice dovete mettere in sicurezza per primi adesso i ragazzi che vogliono vaccinarsi o che per i quali i loro genitori chiederanno vaccinazione, si farà così, cioè non Certo. decidiamo nelle priorità. Però rispetto ai vaccini vorrei dirti una cosa, Prego. che intanto, ma lo dico, guarda, non con tono polemico, ma con tono No, costruttivo, a differenza di qualcun altro. Allora, intanto c'è da dire una cosa, che quando voi vedete il 91, 92, 93, noi domani probabilmente saremo 93, Sì. cioè sono numeri variabili perché è magazzino. Certo. Cioè significa che se hai il 93 vuol dire 7% in magazzino, ma noi possiamo avere, che so, l'8%, il 9% in magazzino perché abbiamo, che so, un contingente che è esattamente quello che accadrà la prossima settimana, di una montagna di richiami, perché essendo stati virtuosi prima, adesso abbiamo dovuto fare magazzino, ad esempio AstraZeneca, perché non ce n'è. Quindi noi abbiamo 50.000 dosi di AstraZeneca, è impossibile toccarle, piuttosto che Moderna, perché abbiamo i richiami e non abbiamo certezza di arrivi. Prima roba. Qualcuno può dire, e gli altri? Ma gli altri, se hanno vaccinato di meno all'inizio, hanno meno richiami da fare e quindi sono nella fase in cui possono vaccinare di più. Prima roba. Seconda roba, l'immunizzazione della comunità non è parallelamente proporzionale per tutti, per usare un termine un po' così più filosofico che matematico. Nel senso che più piccola la comunità, più lo sforzo vaccinale dà rendimento, questo Certo, lo capite da questo solo. è evidente. Il vero aspetto qual è? È la capacità vaccinale. Perché io dico che siamo i primi? Perché se voi andate a guardare un dato di 48.492 vaccini in un giorno, In un giorno. su 4 milioni e 9 di abitanti, vedete sempre che la Regione Veneto c'è sempre lì, cioè è sempre quella che in percentuale, la famosa percentuale che si calcola è numero vaccinati su 100.000 abitanti, su 10.000 abitanti si fa, noi siamo sempre sopra perché stiamo vaccinando tanto, c'è il potenziale di vaccinare nostro, cioè fatti 100 che vogliono vaccinarsi, mettete in fila le regioni, il Veneto riesce a vaccinarne di più di quei 100. Non c'è nessuna presunzione, vi dico solo per premiare lo sforzo dei nostri che fanno vaccini, che ne stanno facendo tanti. No, ma su questo è perfettamente... E io so che tu eri costruttivo, anche tu. Assolutamente allora, sì, e adesso ancora di più. Magari col vaccino si diventa anche più buono. Ecco, anche perché però il problema è che se senti alla radio Totti dice l'esatto contrario, cioè si permette di dire noi siamo i migliori in Italia, cioè però su questo le statistiche sono come dire... Beh, ma guardate un dato che è ancora più... noi gli over 80 di fatto li abbiamo sostanzialmente chiusi. Gli over 70 siamo sopra il 70%, stiamo aggredendo i 60 anni e vedete che se guardate le categorie noi stiamo scendendo velocemente per arrivare ai 50enni e ai 40enni. Dopodiché faremo che vince chi vaccina l'ultimo cittadino disponibile. Però anche lì bisogna vedere che percentuale si è rifiutata di fare il vaccino. Certo. Bene, passiamo a un tema che l'appassiona molto, Presidente, quello appunto dell'audizione di martedì, se vuole, in Consiglio regionale, in Commissione Sanità. Nel senso che è una proposta che fa discutere molto e che appassiona un po' il dibattito politico, però vediamo di capirci l'aspetto costruttivo, come dice lei. Cioè, non ritiene che sia... Prego. No, dicevo, non ritiene tra gli esperti che lei intende portare in Consiglio regionale per discutere a fondo delle tematiche di attualità, cioè non sia il caso di sentire anche il professor Crisanti? Non è una domanda provocatoria quella che le faccio, ma voglio dire, nel momento in cui si tratta di fare chiarezza su tutte le posizioni, forse quella potrebbe essere la sede istituzionale per sancire una sorta... Questo rientra nelle prerogative della Presidente di Commissione, primo. Secondo, a me sembra di aver capito che l'opposizione voleva sentire relazionale la Regione. Dopodiché io non c'ho nessun problema, ma vorrei far capire fino in fondo che il problema non è la mia contrapposizione con qualcun altro. Le audizioni a me è stata chiesta la mia audizione e ho detto io vengo con i tecnici della Regione, punto. Se qualcun altro vuole invitare qualcun altro, sono cose che decide la Commissione. Cioè. Ma lei in linea di principio non si oppone, mi pare di capire. Ma guardate, è inutile che mi continuate a fare queste domande, io non mi sono mai opposto a nulla. Certo. Cioè, la trasparenza è fondamentale, punto. Dopodiché se l'opposizione presenta istanza per sentire anche il professore contemporaneamente, penso che nessuno neghi la presenza. Grazie, la risposta. Ecco, adesso l'ultima domanda è questa. Ieri Agorà ha dato un sondaggio da cui emerge che lei, come dire, resta
decisamente sopra Matteo Salvini come popolarità. Non voglio creare contrapposizioni, ma i dati sono questi: 50% di fiducia in Mario Draghi, poi c'è la Meloni, poi c'è Conte e poi arriva lei. Allora io le chiedo, siccome il segretario del suo partito sta con una gamba al governo e con una gamba un po' all'opposizione, raccogliendo le firme per insomma, il fine del coprifuoco, se lei avesse avuto un incarico di governo, quali posizioni avrebbe avuto? Perché molti hanno fiducia proprio nel grande senso di responsabilità e di mediazione che lei rappresenta. Ecco, ci faccia capire bene questa cosa. Infatti io vedo, lo scrivete tutti i giorni con grande senso di responsabilità. Vabbè, guardate, io dico questo. Dico che il segretario sta facendo bene il segretario, punto. 2, vi invito a definirla queste manfrine del mio futuro, perché non ce n'è. Cioè, non avete ancora capito che non mi interessa il ruolo di Presidente del Consiglio, di segretario di partito, perché mi stanno solo che creando problemi. Tanto è vero che penso che questa attenzione e queste continue polemiche al Veneto, che non si merita, siano dettate dal fatto che qui c'è qualcuno che gode di grande consenso da parte dei veneti. Allora, dico a coloro che contestano, se il problema è che non ti va quello che fa una persona, è legittimo protestare. Non parlo di ragazzi qui, parlo in senso generale, che sia chiaro. Se invece il tuo problema è che questo potrebbe diventare un problema domani, dormite tranquilli, registratevi tutti sti frame, non me ne frega. Avete capito o no? Ma guardate, cioè, penso che i veneti mi abbiano dato un consenso tale per cui io debba dar corso alla fiducia che mi hanno dato i veneti. Allora, se siamo qui, io e l'assessore, prima c'era anche l'assessore Bottacci, e con tutti i nostri, siamo qui ormai da 14-15 mesi, cioè, ma secondo voi ci divertiamo? Dato per scontato che non lo facciamo per la campagna elettorale, perché se stava 6 mesi fa, finite anche queste manfrine di qualche disperato che la tirava fuori ogni tanto. Avete capito che lo facciamo per spirito di servizio? A me non me... io non sono neanche ricandidabile, cosa me ne frega di farmi pubblicità, perché secondo voi ho bisogno ancora di far capire ai veneti che esiste uno che si chiama Luca Zaia che governa la regione? Dai! Allora, no, ma io ve lo sto approfittato, guarda, ho approfittato della tua domanda di dire, guardate, siccome vedo che ogni roba che si fa in Veneto ha una risonanza esponenziale, io penso che ogni volta che c'è una polemica è azione di governo che togliamo a beneficio dei veneti. Allora, a quelli preoccupati del mio futuro, state tranquilli, perché io mi occupo di Veneto, punto, non c'è altro, quindi non vado a fare il Presidente del Consiglio, non me ne frega niente di far scalate politiche, robe del genere. Tranquilli, tranquilli. Perché ho l'impressione che anche questa polemica, che secondo me, vista in maniera costruttiva, la si poteva assolutamente chiarire, diciamo, carte alla mano, in maniera anche per dire, alla fine siamo tutti qui a lavorare per i veneti, maggioranza, opposizione, tutti. Vedo invece che si vuole dare risonanza, allora se si dà, come si dice, se si vuole mettere benzina sul fuoco, guardate, io ho acceso tutti i panevini. Chiaro, no? Non mi sono mai bruciato. Quindi adesso volete andare al vedo? Se andare al vedo, ovviamente day by day, perché quando si va al vedo bene, si va giorno dopo giorno. E tu ogni giorno, quando si alza il sole, sai che è un giorno in più. Quindi lo dico per me, lo dico per chi ascolta, lo dico per voi che dovete tutti i giorni riempire la pagina. E quindi andiamo avanti, vediamo dove finirà sta storia. Guardate, male non fare, paura non avere. Non esiste che i miei tecnici vengano tacciati da gente distratta, o peggio ancora Lazzaroni, lo dico, sapete perché parlo di loro? Perché le scelte che vengono contestate sono attribuite a loro. Sono loro che hanno... e che vengono tacciati come delle persone talmente disumani e poco attenti, che poi queste scelte vanno a dar vita a mortalità. Pensate che sono gli stessi che sono stati ringraziati dalla comunità per tutto quello che hanno fatto fino a ottobre-novembre di quest'anno. Sono gli stessi che passano giorni e notte a fare riunioni, a fare scelte per il Veneto, che ci vengono riconosciute dappertutto, per carità. Questo... Allora andiamo fino in fondo, no? Quindi
Martedì i tecnici vengono e ci mettono come al solito la faccia e daranno la loro versione. Se poi ancora non sarà chiaro, qualcuno andrà in procura, ci mette la firma e la faccia e andremo avanti. Cioè, che adesso messi in croce per aver lavorato, direi proprio che poi chi lavora possa sbagliare, su questo non ci piove, eh. Ma da qui a far passare come dei delinquenti delle persone, decisamente no. Perché se l'obiettivo è sottoscritto dall'assessore, voglio ricordare che poi per la catena delle carte si arriva invece ai dirigenti. Sono firmati dal Presidente della Regione come i decreti. Sì, guardate, voi dovete studiare, credimi che dovete studiare, ma su questo... perché i provvedimenti, te lo spiego così ti evito di aggiungere in preparazione a quello che stai dicendo. I provvedimenti vengono preparati no, lasciami finire. Preparati dai tecnici, mandati in comitato tecnico-scientifico, cioè gli scienziati dicono sì, va bene, arriva in unità di crisi e viene approvato. Quindi non dite che provvedimento uno lo scrive e tu lo firmi, perché non funziona così. Quindi tutto quello che c'è in giro è passato per il comitato tecnico-scientifico regionale. I nomi li sapete chi è il comitato tecnico-scientifico? Il professor Navalesi, dottoressa Cattelan, c'era Zambon Francesco, il professor Crisanti, il professor Vianello, il professor Baldo, il dottor Saia che è il coordinatore, la professoressa Tacconelli, che vedono i provvedimenti e dicono sì, correggete qua. Ma i cittadini vanno informati bene. Non si può far credere che uno passa per strada e dice a Zaia, senti, oggi punture a tutti. Zaia dice, faremo punture a tutti. Scusatemi l'esempio, però un po' di rispetto anche per tutta questa gente che lavora. Hanno anche questi famiglie a casa. E anche di rispetto nei confronti di chi ha avuto morti in casa per Covid. Che, dai, vabbè. Scusami se ho approfittato. E direi che a questo punto passiamo a Alda Vanzan. Presidente, buongiorno. Scusa, mi sono assentata prima qualche istante perché erano giunte notizie di disordini fuori durante la manifestazione. Spero proprio di no. Non è ben chiaro. Hanno parlato anche di cariche, per cui questo non mi ha consentito di ascoltare la risposta alla domanda del collega, quindi le riformulo quello che volevo chiederle io. Lei andrà martedì in quinta commissione con i tecnici. Le quinte commissioni sono, non le quinte, tutte le commissioni consigliari sono a porte chiuse. Prima della riunione sarà posta la domanda: avete nulla in contrario perché la commissione sia aperta al pubblico? E da quello che ho capito, no, bisognerà votare. E deve essere un voto all'unanimità. Quindi c'è il rischio comunque che anche un solo bastian contrario dica no, io mi oppongo. E la commissione... Di certo la maggioranza vota a favore. Bene. Quindi vuol dire che sarebbe l'opposizione che vota contro l'apertura della commissione. Sarebbe una notizia. Quindi per quanto vi riguarda come maggioranza, ma figuratevi, benissimo. Consideratelo come un consiglio regionale con i tecnici. Io ci sarei andato in consiglio, ma mi hanno vietato di portare i tecnici. Allora, se è come un consiglio regionale, mi spieghi per quale motivo vogliono lasciare fuori la stampa. Non vogliono farci partecipare e C'è il collegamento? Ho capito, ai consigli regionali noi andiamo in presenza. Chi vuole segue in streaming. Mi hanno detto per una questione di Covid, non ho ben capito. Anche durante il caso, quando c'è stato il caso politico della Donazzan, già eravamo in tanti ed eravamo presenti. Dovete parlarne con il presidente Ciambetti, non lo so. Sì, chiaro che sono due enti autonomi, la Giunta e il Consiglio, però è curioso e glielo faccio presente. Che ci lasciano fuori per motivi di presenze, di numeri, quando durante tutti i consigli regionali, compresi quelli belli, vivaci, siamo stati presenti, secondo me... Presenterò l'istanza Presidente Ciambetti. Considerate, lo dico perché Alda poi chi ascolta può dire mi fa sentire che la stampa ha garantito il collegamento, diciamolo questo. Il collegamento, sì, Presidente, no. Però di solito andiamo anche fisicamente in consiglio regionale. C'è la sala stampa e c'è la sala per il pubblico. Non è che ci sia lo sgabuzzino. Vabbè, comunque le faccio presente che c'è questa situazione. Mentre invece domanda sulla pandemia, abbiamo l'RConT di cui ci parlava ieri che è aumentato anche in altre regioni. Secondo lei c'è il rischio di una quarta ondata nel mese di maggio
dai segnali che avete, Guarda, io o non ho- può essere limitata, che ne so, dal proseguo della Non ve lo vaccinazione? so, guardate, io non ho la sfera della verità, anche perché se dico una roba ne devo rendere conto all'infinito, qualcun altro parla e tutti si dimenticano. Non ho la sfera della verità, vi dico che tutto è possibile, e ve l'ho detto tutti i giorni, ma tutto è strettamente legato al nostro livello di attenzione. Cioè, non vorrei passasse l'idea per la quale, cioè, il fatto che di avere attenzione o non avere attenzione non cambia il corso della storia, lo cambia, lo abbiamo già capito che cambia. Quindi è sempre l'invito a non andare negli assembramenti, evitare gli assembramenti, utilizzare la mascherina, eccetera. Per dirvi che se ci comportiamo bene, cerchiamo di evitare queste robe, lo 0,86 può scendere. Se domani mattina decidessimo di fare, diciamo, riempire le piazze e far finta che sia finita, probabilmente si va all'1 e l'1 fa scattare la zona arancione con tutte le restrizioni. Questo è quello che prevede la norma. Ovvio è che le vaccinazioni ci stanno dando una grande mano, questo lo si vede, sentite, gli over 80 che si presentano in ospedale, ormai sono, ve l'ha detto il dottor Rosi, aprile 8 persone in terapia intensiva, cioè che è un numero impensabile, no? Così accadrà sempre di più in base alle vaccinazioni che stiamo facendo, però cioè, sentite, il vaccino non lo abbiamo ancora fatto tutti i cittadini. Per cui non escluderei nulla, cioè ma nessuno lo può escludere. Voglio però dare anche una visione positiva, non dal punto di vista virale, che è quella data dal fatto che l'innalzamento delle temperature, gli ultravioletti, assolutamente vanno. Anche stamattina parlavo con un grande virologo e mi diceva, guardi, è innegabile che questo virus abbia un comportamento molto correlato alla stagionalità e che ha comportamenti simili ai virus influenzali. E la mia domanda, ma secondo lei, prof, quando, e non chiedetemi chi è, che evoluzione ci sarà? Mi ha detto, guardi, se la vogliamo vedere in maniera meno benevola, si va verso la direzione che ce lo gestiamo negli anni e diventerà ubiquitario, ma nessuno, anche hai preso il Covid, non gliene fregherà più niente a nessuno. Però dice, non lo escludo anche perché SARS è arrivata, tutti preoccupati, è scomparso il virus. È scomparso il virus. Qui stiamo parlando di virologi top level, cioè di gente che è virologo sul serio. Quindi non escluderei che possa accadere anche questo, che magari la sorpresa sia che a settembre, oppure succede che a settembre abbiamo un'ulteriore nuova infezione che sarà però tamponata dal fatto che avremo tutti le fasce di età a rischio vaccinate, quindi saranno curve, diciamo, molto più contenute, che è esattamente lo scenario peggiore, cioè immagino, no? Cioè, lo scenario peggiore che abbiamo passato noi è stato quello di dicembre, senza vaccino e con una botta di virus da paura. Lei prima parlava, presidente, tra professori, di nuovi hub vaccinali. È un'ipotesi oppure avete già dato mandato alle singole US? Per dire, il dottor Bramezza nella Pedemontana apre un hub vaccinale nuovo con 15 linee e lo sta aprendo. Ce ne sono altri, Verona, cioè, diciamo che è una roba in itinere, no? Perché ci stiamo anche rendendo conto che se le prossime fasce d'età che andiamo a vaccinare sono quelle legate a Pfizer e Moderna, non possiamo fare il porta a porta. Quindi dobbiamo fare sti centri di vaccinazione con molte linee. Bramezza ne apre uno da 15 linee vaccinali, 15 postazioni, quindi 15 processi autonomi che ospiteranno anche i medici di base a quel punto. Perché sapete, gli allettati e altri, scendendo di età, è inevitabile che ce ne siano di meno, no? Pensate che sugli over 80 avevamo su 400.000, avevamo 100.000 allettati. Sui 70 scendono e sui 60 ancora di più, i 50enni comincia ad andare giù. Ok? Martina Zambò.
Buongiorno Presidente, rimanendo sul tema delle vaccinazioni e proprio in quest'ultimo aspetto ci siamo resi conto che se dovremo usare quelli a RNA messaggero servirà evidentemente la catena del freddo che sarà incardinata già in questi nuovi hub, per cui l'ex Eurobrico a Bassano, immagino parlasse di quello. Alla luce di questo, le vaccinazioni aziendali dovranno essere ipotizzate lì? Stiamo valutando anche questo, cioè il tema delle vaccinazioni aziendali, che è un tema vincente perché comunque pian piano ci stiamo avvicinando all'età lavorativa, no? E che la raggiungiamo verso metà maggio, i 50-59, e ci siamo già con i 60-69, metà in teoria dovrebbero lavorare in età lavorativa. E ci sembra di capire sempre di più che con le nuove circolari di attribuzione del vaccino in base alle fasce d'età, noi non possiamo più pensare alla singola impresa che va a vaccinare, ma un gruppo di imprese che si organizza in modo tale che noi scongeliamo, perché c'è tutta una procedura anche rispetto al lotto, che non è che possiamo prendi una boccetta e va, perché poi devi ricostituire tutto quello che resta, c'è tutto un tema di tracciabilità. E quindi lo faremo con le aziende, si metteranno d'accordo, l'azienda X della situazione può fare anche da service anche per gli altri. Ma dovranno comprarsi, la brutalizzo, dei super frigoriferi per conservare o comunque sarà in giornata? No, diventa complicato però? No, non è complicato, lo fanno anche i medici di base quando vanno in famiglia. Il problema è che se tu scongeli per poca roba e vai in giro con questa roba finisce che non... Portiamo la massa, magari con le siringhe già precaricate, e si fa l'iniezione. Però insomma le riusciamo a fare. Avete visto che le siringhe, mai nessuno le protesta per le siringhe che devo comprare. Poco coraggiosi. Posso dire una roba, ma perché non hanno fatto in Veneto una grande protesta per la storia dell'OMS? Scusate, hanno penalizzato la regione. Il dottor Zamboni ha fatto delle dichiarazioni importanti. Non ho visto gente che si è stracciata le vesti per dire dovete difendere questa regione. Tutti che si è girata da che altra parte. Bene? Però su altri temi facciamo il consiglio straordinario. No, il dottor Zamboni è una persona seria. Prego. Un'ultima cosa, rimanendo sempre sulle vaccinazioni e guardando un po' avanti, i primi vaccinati a breve potrebbero aver bisogno di fare un secondo ciclo? Stanno discutendo a livello nazionale, ma non hanno bisogno di un secondo ciclo al momento. Perché c'è una Perché si vede che scientificamente gli studi dicono che la copertura anticorpale viaggia oltre i 6 mesi. Cioè, quindi sapete che all'inizio c'era il tema che non avevamo storia clinica e si parlava dei 6 mesi, ma poi si è visto insomma che la copertura c'è. No, ma è monitorata sta roba, quindi tutti tranquilli. Però se non saranno 6 mesi, potrebbero essere 10, siamo ottimisti. Potrebbe essere l'anno, ma anche di più, ce lo diranno le autorità. Nel caso, secondo lei, a campagna, primo ciclo finito? Ma noi non chiudiamo i centri vaccinali. Esatto, questo volevo chiedere. No. Rimarrà un know-how in grado di velocizzare? Totale, anche perché non è escluso che il prossimo anno, magari, se l'evoluzione sarà meno benevola di quello che pensiamo, ci sia la variante del vaccino. Fra l'altro stanno funzionando benissimo i monoclonali. Martedì avrò un incontro importante, fra l'altro, sui monoclonali. E cominciano a essere anche intramuscolari, non più in infusione, quindi con la flebo, e che capite che si apre uno scenario nuovo. Vuol dire che il medico di base può fare l'iniezione, vuol dire che, sapete, il monoclonale significa un po' di raffreddore, sei positivo al Covid, si fa subito. Ve l'ha detto il professoressa Tacconelli, 0 decessi, ma stiamo parlando di pazienti complicati, quelli trattati fino ad oggi. Grazie. Prego. E concludiamo con Moscati. Sì, buongiorno Presidente. Io quando prendo la parola buongiorno penso sempre che il problema che c'è. Adesso vediamo. Intanto volevo fare i complimenti a tutti gli operatori perché tutti dicono, io posso testimoniare, non si sente niente. Si è fatto il vaccino? Sì. Da tanto? Un mesetto. Ma adesso dobbiamo stare attenti, signora, a dire da quando, perché uno fa subito il conto dell'età. Vabbè, diciamo che era anche altri motivi. Va bene. Comunque... no, è lesivo della privacy fare questa domanda, esatto. Deve scusare. Esatto. No, dicevo che effettivamente avevo il sospetto che non me l'avessero fatta perché non ho sentito niente. Ecco. Poi
poi, no, a questo proposito, siccome ci sono tanti, io ho seguito tante persone che hanno avuto difficoltà con le prenotazioni, parlo della classe del gruppo 70-79 anni, perché effettivamente si pensa, beh, loro sono più autonomi, possono fare, in realtà hanno difficoltà a entrare anche nel telefono per fare la prenotazione. In più c'è una cosa che io gliel'avevo già detto, ma che mi chiedono che lei la dica, perché l'ho detta io, ma non succede niente. C'è sempre diciamo, nelle regole per presentarsi la scritta che bisogna scaricare il modulo e compilare l'anamnesi. Questo invece in realtà... Non necessariamente. No, c'è scritto così, guardi, vado a vedere. E siccome io ho cercato di... Se uno non ce la fa, ci va lo stesso. Ma no, ma tutti, e questa è la novità, cioè nel senso che quando vai proprio all'accoglienza, con la tua tessera ti viene scaricato il modulo e con quello lo vai a compilare ex novo dal medico, perché il medico è lì proprio perché controllerà e dirà lui che cosa tu hai. L'unica cosa da ricordare è sempre quella dei farmaci. Ecco, questa era semplicemente da dire esplicitamente che, ed era questa la prima cosa. Se vuole... No, io lo ricordo. Allora, per agevolare il lavoro dei nostri clinici c'è il modulo da scaricare e si precompila. Insomma, un po' di lavoro fatto in casa risolve il problema dell'attese. Se no, una persona può andare tranquillamente lì, si porta la lista dei farmaci che ha, o la sporta se proprio non c'è neanche la lista, e poi il medico che fa l'anamnesi compila tutto, ovvio. Ecco, invece poi volevo segnalarle una cosa. Prego. Che in seguito anche a queste polemiche che ci sono state sui tamponi rapidi, mi segnalano alcune aziende che fanno questi tamponi, esclusivamente i tamponi rapidi, che hanno avuto un gran calo di richieste di questi, e questo è anche un po' un danno alla collettività, perché ovviamente anche chi ha un piccolo sospetto si faceva un tamponcino e così magari si sentiva più tranquillo, e uno fra i... No, sì, non dipende da noi, guardi. Certo, ecco, no, volevo segnalarglielo. E poi no, basta, ho finito, guardi, nessun problema. Grazie. Buongiorno. E con questo, se non ci sono altre domande per il Lascio Presidente, l'assessore. passerei all'assessore. Buongiorno, buon lavoro. Arrivederci. Assessore, prego. Inviamo un intervento sul 1° maggio. Già uscito, grazie. Allora, farei l'aggiornamento sul monitoraggio delle scuole, perché l'altro giorno, mi sembra martedì, l'aveva detto la dottoressa Russo, ma era passato un po' inosservato, no? Quindi lo riprendiamo e poi in giornata vediamo anche la tabellina. Allora, vi do gli eventi, attualmente c'è la data del 27 aprile, quindi al 27 di aprile, quelli che ci sono e sono attivi, poi avete anche quelli cumulativi, insomma vedrete anche quelli cumulativi. Comunque alla data del 27 di aprile ci sono in totale in tutte quindi gli ordini e gradi di scuola 1270 eventi, gli studenti positivi sono 1832, e 21.657 sono quelli in quarantena, quindi 1.832 positivi e 21.657 in quarantena. Per quanto riguarda invece i docenti positivi o gli operatori, 169 e in quarantena 1.593. C'è anche questa tabella, che poi ve la facciamo vedere, in cui vedete in base alle fasce d'età l'incidenza. Allora, quella che cresce di più, che è quella rossa non tratteggiata, ma quella rossa continua, vedete che quindi in ultimo è la fascia 0-14, e l'altra, quella tratteggiata, che è quella seconda, insomma per capirci, è la fascia 15-24, mentre le fasce nere sono quelle degli over 85, quindi over 80, scusatemi, insomma, quindi le persone più anziane, che sono quelle che hanno già la protezione. È totale, tutte le fasce, però essendoci le fasce scolastiche, vedete che le fasce scolastiche, quindi 0, 14, 14, 24, sono quelle che comunque alla data del 22 sono quelle che danno un trend, insomma, in crescita, contenuto, ma comunque insomma in crescita. Questa
a testimonianza che il discorso che le fasce più, tra virgolette, anziane sono state protette, i risultati ci sono da questo punto di vista. L'ultimo dato che vi do è quello invece dei medici di medicina generale. Alla data di oggi noi abbiamo 2.250 medici di famiglia che stanno facendo vaccini sui 3.009 presenti in Veneto e hanno effettuato 75.000 somministrazioni. La maggior parte, molte sono state le somministrazioni a domicilio, però poi loro sono stati anche e sono tuttora sia nella fascia 70-79 sia nella fascia 60-69, cioè in base alle fasce che sono state aperte come a livello regionale, chiaramente anche loro stanno vaccinando quel target di popolazione. Ultimo aggiornamento che vi do sulle farmacie, ne abbiamo parlato anche stamattina in conferenza, in riunione con i direttori generali. Voi sapete che è stato approvato l'accordo. Le USL stanno predisponendo all'interno dei centri vaccinali il famoso tutoraggio, ossia quello che serve per essere definitivamente abilitati dopo il corso che loro hanno fatto a distanza, corso dell'Istituto Superiore di Sanità. È chiaro che, come diceva il Presidente, per quanto riguarda le imprese, ma anche per le farmacie, si pone il problema del vaccino, nel senso del quale vaccino e il discorso logistico e anche di catena del freddo e quant'altro. Su questo ci è arrivata notizia che anche il commissario Figliuolo sta ragionando per una distribuzione eventualmente, però è tutto in itinere, non c'è niente, insomma solo un po' diciamo così, insomma discorsi che abbiamo sentito e quindi non c'è mai stato nessun incontro, niente, anche per una distribuzione eventualmente specifica alle farmacie, in che modalità e come non sappiamo, insomma che potrebbe quindi forse tramite i distributori superare anche il discorso della catena, però è tutto, invece della distribuzione regionale, una distribuzione che parte a livello nazionale, però non si capisce, insomma è solo... Si è sentita insomma in discorsi che si sono fatti, ma non c'è stato nessun incontro, niente, insomma, quindi probabilmente perché è chiaro che tutta l'operazione con le farmacie era molto più semplice, aveva un senso anche e un'attuazione con Johnson & Johnson sicuramente che aveva una sola dose, ma anche con AstraZeneca, no? Che comunque non ha catena del freddo. Abbassandoci sempre di più noi come età, e quindi quando chiudiamo i 60enni e andiamo quindi ai 50-59 anni, poi 40-49 anni che richiedono comunque un vaccino RNA messaggero, quindi Pfizer o Moderna, diventa un po' più articolato, quindi aspetteremo anche qui insomma indicazioni, insomma c'è una discussione in atto, capire un attimo come si potrà fare. Loro sono pronti, intanto chiudono anche il percorso di formazione insomma con questo tutoraggio all'interno dei centri vaccinali. Domande per l'assessore Vanzan, Moscati, qualcun altro? Salmaso. Assessore, non ho capito, cioè l'ipotesi che circola è che i vaccini da Roma, da Pratica di Mare, da dove sono, andrebbero direttamente alle farmacie? Più che un'ipotesi, abbiamo sentito alcune regioni che hanno detto che hanno provato a porre la questione che verrà posta in maniera ufficiale martedì pomeriggio che abbiamo Commissione Salute, e quindi verrà posta in maniera ufficiale del martedì pomeriggio in Commissione Salute, come potrebbe essere la distribuzione e il coinvolgimento delle farmacie con il fatto che oggi i due vaccini principalmente che potrebbero essere utilizzati sono quelli che hanno una catena del freddo, e quindi capiremo martedì probabilmente se ci saranno delle indicazioni. È trapelata anche, diciamo così, insomma, in queste discussioni che non ci sono state in maniera formale, ma insomma, ripeto, insomma, abbiamo sentito di eventuale anche coinvolgimento della struttura commissariale, come e in che modalità non lo saprei, insomma, bisogna che attendiamo e capiamo bene come sarebbe sempre, gli darebbero sempre Pfizer? Sì, sempre per i vaccini che sono previsti per quei target, però da capire come, insomma, ma oggi non abbiamo niente e ripeto, martedì le regioni insomma lo porranno anche in Commissione Salute che abbiamo martedì pomeriggio alle 15. Moscati, Salmaso. Sì, buongiorno Assessore, mi scusi, mi è arrivata una richiesta io sono assolutamente ignorante in materia, mi dicono che a livello nazionale il morbo di Crohn è stato tolto dalle patologie, e almeno no, non a livello nazionale, a livello veneto,
E pertanto questa patologia avrebbe bisogno di Pfizer o Moderna come vaccinazione. La persona che mi segnala, cioè noi non riusciamo a prenotarci, non riusciamo a entrare. Allora, adesso io non lo so se è stato tolto o non è stato tolto, noi abbiamo seguito il piano nazionale. Comunque so che il Centro Malattie Rare di Verona, la professoressa Facchin, ci ha fornito anche un elenco, e noi abbiamo fornito ad Azienda Zero per inserire anche altre patologie di malattie rare che non erano contemplate a livello nazionale, ma che abbiamo, e quindi so che Azienda Zero stava anche inserendo dei codici di alcune malattie che E non sono 009 contemplate. mi segnala. Non lo so, Sì. può essere che ci sia anche questo, non lo so, però in aggiunta, perché insomma c'erano e ci sono alcune malattie rare che hanno anche dei codici di esenzione che non erano inseriti. Grazie. Salmaso. Buongiorno Assessore, le volevo chiedere, tornando alle scuole, 1832 positivi ha detto, Sì. 21.568 in quarantena, Sì. ci può dire dove le scuole No, non ha la localizzazione? No, ce li abbiamo suddivisi e vi daremo insomma la tabellina per scuole, per tipologia di scuola, quindi per ordine e grado di scuola, quindi asili piuttosto che scuole Certo. materne, primaria e secondaria, ma non da un punto di vista provinciale o comunque di distretto. No. E la fascia più colpita, al di là, in attesa La della fascia tabellina? più colpita è quella della scuola secondaria, scuola primaria e secondaria abbastanza uguale, primaria e secondaria di secondo grado. Ho capito, bene. Ecco, sempre per restare sulle scuole, sono partiti gli studenti con la presenza alle superiori tra il 50, 60, 70%, a parte Padova che ha avuto difficoltà, mi pare si è fermato al 60%, e le altre province hanno raggiunto il 70 e 72%, questo ci ha detto la sovrintendente Palumbo. Ecco, avete allargato questa fascia nei vostri programmi oppure è partita chiusa, nel senso che non ci sono trasporti disponibili e quindi è inutile, perché stando appunto alle indicazioni di massima c'era l'orientamento del governo di arrivare quasi al 100% se fosse stato possibile. Cioè, qui ovviamente i conti si fanno con gli autobus più che con le buone intenzioni, però ci faccia capire se c'è qualche novità. Allora, è presto perché è passata una settimana. Non riesco a darvi una risposta perché rispetto appunto a trasporti e quant'altro seguono le mie colleghe, quindi però credo insomma che ci sia una discussione perennemente in atto su questo argomento. Altre domande? Ci vediamo domani? Ah no, lunedì domani. col tampone, grazie. Lunedì col tampone. Vabbè.